Salve a tutti, vediamo ora un riassunto su come calcolare integrali di funzioni razionali, cioè quozienti di due polinomi. Vedremo il caso in cui il denominatore è di secondo grado, però si possono usare idee simili anche se fosse di grado superiore. Però ancora prima, in generale, se noi abbiamo un polinomio f fratto un polinomio g e ci interessa calcolare l'integrale, allora cosa dobbiamo fare prima? Facciamo la divisione dei polinomi, troviamo un quoziente e un resto. Il grado del resto è sempre minore del grado del divisore e comunque qui al posto di f di x andiamo a scrivere questa espressione e separiamo in due frazioni. In pratica troviamo questo, il quoziente più il resto fratto il denominatore avevamo all'inizio. Ma il quoziente è un polinomio ed è molto facile calcolare l'integrale di un polinomio. Quindi questa funzione razionale è la somma di un polinomio e di un'altra funzione razionale, ma tanto l'integrale di una somma è somma di integrali, quindi questo è facilissimo da calcolare. Adesso ci concentriamo a calcolare questo, dove il grado del numeratore è minore del grado del denominatore, quindi quello difficile da calcolare è sempre quello. Cioè, ci si riduce a calcolare il caso in cui il grado del numeratore è minore del grado del denominatore. Adesso vediamo i casi in cui il denominatore è di secondo grado e abbiamo tre casi diversi. Quando il denominatore di secondo grado ha delta discriminante maggiore di 0, uguale a 0, minore di 0. Allora, se il discriminante è maggiore di 0, noi possiamo calcolare con la formula x1 e x2 del denominatore e troviamo due valori distinti, proprio perché delta è maggiore di 0. E andiamo a scomporre il nostro polinomio come x meno questa soluzione, qui in questo caso abbiamo trovato 2, 3, allora il nostro polinomio diventa x meno 2 per x meno 3. Eventualmente se davanti a x al quadrato c'è un coefficiente, bisogna mettere anche quel coefficiente. Ok, siamo andati a scomporlo così. E allora vale in generale che questa funzione razionale che abbiamo qua, noi dobbiamo determinare degli a e b in modo che questa funzione razionale sarà a fratto x meno 2 più b fratto x meno 3. Una volta il denominatore sarà questo, una volta sarà questo. Allora adesso qui andiamo a fare proprio algebricamente la somma delle frazioni algebriche. Quindi a moltiplica x meno 3 più b che moltiplica x meno 2, il numeratore. Andiamo a sviluppare e troviamo questo. E andiamo a confrontarlo con quello che abbiamo all'inizio. Questo 4x andrà confrontato con a più bx. Quindi a più b sarà 4 e meno 3a meno 2b sarà meno 7. Questo è un sistema lineare di due equazioni in due incognite, insomma è facile da risolvere. Si risolve, si trovano i valori di a e b. A è meno 1, b è 5, quindi qua andrà meno 1 e qui 5. E allora il nostro integrale qui possiamo andarlo a scrivere come somma di due integrali. Qua avremo meno 1 fratto x meno 2 più qua l'integrale, qua avremo 5 fratto x meno 3. Questo meno 1 e questo 5 si possono portare davanti all'integrale e allora adesso abbiamo questi integrali qua, 1 fratto x meno 2 e integrale di 1 fratto x meno 3 e usiamo questa formula. Se abbiamo integrale di, allora abbiamo una funzione al denominatore, al numeratore abbiamo la sua derivata, questo è il logaritmo naturale, il valore assoluto di f di x. E allora qui, vabbè, il denominatore, qua abbiamo x meno 2, qui x meno 3, le loro derivate quanto sono? In entrambi i casi sono 1, quindi al numeratore abbiamo già le derivate. Allora questo integrale diventa il logaritmo naturale del valore assoluto di x meno 2, questo di x meno 3. E abbiamo calcolato. Allora, se il caso del discriminante uguale a 0 non è molto diverso da quello, però cosa dobbiamo stare attenti? Allora, se il discriminante è uguale a 0 significa che x1 sarà uguale a x2, ma non solo, significa anche che il nostro denominatore con delta uguale a 0 si può scrivere come quadrato di un binomio, eventualmente con un fattore davanti, ma comunque vabbè, quadrato di un binomio. E allora qui come andiamo a fare? Qui prima avevamo che si scomponeva come x meno 2 e x meno 3, avevamo qualcosa fratto x meno 2 più qualcosa fratto x meno 3. Qua che abbiamo x meno 2 al quadrato e basta, andiamo a scrivere come qualcosa fratto x meno 2 più qualcosa, questi a e b, fratto x meno 2 al quadrato. Facciamo come prima, qui andiamo a sommare queste frazioni e confrontiamo questa espressione con quella che avevamo all'inizio. Quindi in questo caso a è 2
e meno 2a più b è meno 7. Anche questo è un sistema semplice, andiamo a risolvere, troviamo i valori di a e b. E quindi qui andiamo a sostituire, questo qua lo scriviamo come somma di due frazioni, e quindi come somma di due integrali di due frazioni. Qua avremo 2 fratto x meno 2, e poi qua meno 3 fratto x meno 2 al quadrato. Allora, questo primo qua si calcola come facevamo prima nel caso precedente, semplicemente diventa logaritmo naturale il valore assoluto di x meno 2. E questo qua invece come si fa? Beh, questo intanto il meno 3 si può portare davanti dall'integrale. Comunque x meno 2 alla seconda, questo a denominatore, possiamo scrivere come x meno 2 alla meno 2. E quindi usiamo la regola per le potenze, cioè questa regola qua che è l'integrale della derivata di una funzione per quella funzione è l'alfa, e quella funzione è l'alfa più 1 fratto alfa più 1. Qua, ok, ci manca la derivata dell'f, ma quanto è la derivata di x meno 2? È 1, quindi ce l'abbiamo già. Quindi possiamo usare la regola x meno 2 alla alfa più 1 meno 2 più 1 è meno 1, fratto meno 1. Poi qua andiamo a semplificare. Questo qui alla meno 1 lo scrivo al denominatore, e quindi trovo l'espressione. Allora, il caso un po' più difficile è quando delta è negativo. Discriminante negativo non posso andare a scomporre, almeno non sui numeri reali. Allora qua vabbè, si va a verificare che il delta è davvero negativo, e allora adesso intanto come prima idea possiamo usare quella di scrivere in questa forma dove al numeratore troviamo la derivata del denominatore. Intanto ci calcoliamo la derivata del denominatore. La derivata di x al quadrato meno 4x più 13 è 2x meno 4. Allora al numeratore dobbiamo far comparire questo 2x. Qui abbiamo già un 6x, ma non è che andremo a fare meno 4x. Dobbiamo raccogliere un fattore in modo da avere qui 2x. Eventualmente questo fattore sarà una frazione, eventualmente, però in questo caso vabbè, è semplicemente 3. 3 per 2x, 6x. Dobbiamo assolutamente mettere meno 2x qua. E poi qui abbiamo un altro valore che non è necessariamente questo, però questo più 6 lo scrivo come meno 4 più 10 per avere questo meno 4. E quindi qui adesso posso andare a separare in due frazioni. In una avrò al numeratore proprio questo 2x meno 4 che volevamo che ci fosse, e poi avremo qualcos'altro qui, comunque un'altra costante. E questo, appunto, secondo questa regola è il logaritmo naturale valore assoluto di quello che è al denominatore. Però non ho scritto valore assoluto, ho scritto parentesi. Perché? Perché questo abbiamo già detto che è un polinomio in secondo grado con delta negativo, quindi rappresenta una parabola che non interseca l'asse x, ed è questa rivolta verso l'alto perché abbiamo 1 per x al quadrato, e quindi è sempre positiva. Eventualmente sarà sempre negativo in qualche caso, però qui è sempre positivo, allora non serve mettere il valore assoluto. Allora, e adesso quindi qui abbiamo capito tutto, come si fa, e ci rimane però ancora da risolvere questa integrale. Poi una volta risolto questo è finito. Dobbiamo risolvere questa integrale. Allora, qual è... sì, a differenza di quello di partenza, qui abbiamo semplicemente una costante al numeratore. Allora, l'idea è questa: il denominatore, che è quello che ha delta negativo, deve essere scritto come somma di due quadrati. Questo si può sempre fare, poi magari darò un accenno alla fine perché si può sempre fare. Comunque, allora questo x al quadrato meno 4x, faccio il completamento al quadrato, quindi devo andare a sommare più 4 e poi ovviamente anche a sottrarre 4 in modo che sia uguale a quello di partenza, e mettere anche questo più 13. Questo, cioè, completamento al quadrato in modo che questo diventa il quadrato di un binomio, x meno 2 al quadrato. Qua meno 4 più 13 diventa 9. Come vedete ho la somma di due quadrati, ma si riesce sempre a trovare facendo questa tecnica completamente al quadrato. Poi, una volta scritto come somma di due quadrati, dobbiamo capire che cosa vogliamo ottenere. Vogliamo ottenere di usare questa formula integrale. Abbiamo a denominatore una funzione al quadrato più 1 e al numeratore la sua derivata. Quindi dobbiamo avere una funzione al quadrato più 1, ma qui abbiamo più 9. Allora raccogliamo 9. Raccogliamo 9, e qua x meno 2 al quadrato fratto 9, qua più 1. Però questo 9 è comunque un quadrato, è 3 al quadrato, e andiamo a mettere tutto insieme, x meno 2 fratto 3 tutto al quadrato.
più 1. Eh sì, questo 9 che abbiamo qua, visto che il denominatore diventa un nono che portiamo fuori, e col 10 che avevamo già fuori diventa 10 noni. Adesso siamo quasi per usare questa formula, cioè cosa manca? Il numeratore deve avere la derivata di questa funzione, la funzione che è dentro qui al quadrato, x meno 2 terzi, che è la stessa cosa che dire un terzo x meno 2 terzi. Quanto è la derivata? È un terzo. Quindi dobbiamo moltiplicare e dividere con un terzo, cioè allora in pratica moltiplicare con un terzo mettiamo un terzo e cosa va a eliminarlo? Un 3, 3 per un terzo fa 1 e quel 3 lo portiamo fuori dall'integrale. Poi qua si va a semplificare ancora all'esterno, ma non ci interessa, e questa è proprio della forma che cercavamo e diventa quindi arcotangente di cosa? Di f di x, quella che è dentro qui al quadrato, quindi x meno 2 terzi, arcotangente x meno 2 terzi. E questo adesso qua ho riscritto l'integrale di partenza, ho riscritto questo e questo secondo, il primo integrale abbiamo già visto quanto è, e il secondo integrale qua è proprio questo. Lo andiamo a scrivere, poi eventualmente andiamo a moltiplicare con questo 3 che sta davanti e troviamo l'espressione. Allora, l'ultima cosa, perché qua questo polinomio di secondo grado con delta negativo si può sempre scrivere come somma di due quadrati. Allora, visto che il delta negativo avrà due soluzioni complesse, a più b e a meno b, e quindi si potrà scomporre su numeri complessi come il coefficiente di x al quadrato, che eventualmente sarà 1, per x meno quel a più b, x meno quel a meno b. Qua ho già cambiato i segni, e poi qui si può sempre appunto scrivere x meno a e qui una volta ho meno b, un'altra volta più b, e allora ho quella differenza, quella somma diventa x meno a al quadrato meno b al quadrato i al quadrato, ma i al quadrato è meno 1, quindi x meno a al quadrato più b al quadrato. Qui ho sempre una somma di due quadrati. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.